Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Qui Radio Maria, in collegamento con il Santuario San Giuseppe dei Missionari Comboniani di Padova, trasmettiamo il Rosario, i Vespri e la Santa Messa. Cari radioascoltatori, buon pomeriggio dai componenti dello Studio Mobile di Padova. Oggi, solennità della Domenica delle Palme e della Passione del Signore, anno C, il nostro saluto vi giunge dal Santuario San Giuseppe dei Missionari Comboniani in Padova. È da questo luogo che pregheremo insieme il Santo Rosario, meditando i misteri gloriosi, i Vespri propri della solennità della Domenica delle Palme e la Santa Messa. Presiede la celebrazione Don Renato Tisot e concelebra Padre Provido Cozzoletto, rettore del santuario. La liturgia sarà animata dal maestro Tarcisio Nardo con tutta la comunità. Prima di iniziare la celebrazione vi presentiamo brevemente la comunità dei Padri Comboniani. La comunità missionaria comboniana è presente a Padova dal 1931 e sono ben 85 anni che porta l'annuncio del Vangelo a uomini e donne di razze diverse, nazioni e culture. Svolge le proprie attività missionarie con i giovani ed è aperta all'accoglienza. Una parte importante di quest'ultima è quella di dare disponibilità a diverse associazioni che si prodigano per gli immigrati, i carcerati, i poveri e gli abbandonati per diritti umani, per la giustizia e la pace. Qui è presente anche un gruppo di preghiera Divina Misericordia, fondato 25 anni fa da Padre Mario Valentini, guidato dai coniugi Mariella e Danilo Fanton, e ispirato al messaggio dato da Gesù a Santa Faustina, la recita della coroncina, la novena alla Divina Misericordia e la diffusione di questo messaggio. Il gruppo si riunisce ogni mercoledì alle 20:30 sotto la guida dei Padri Comboniani, con la celebrazione della Santa Messa e l'adorazione eucaristica. Buon ascolto e buona preghiera in comunione spirituale.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia,
grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia Il Santissimo nome di Gesù, Vergine Maria, o Gesù. perdona le nostre colpe, perché sei sacerdote di eterno, ora e sempre in tutti gli anni, specialmente nel giorno della tua misericordia. Regina della pace. Prega per noi. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia Il Santissimo nome di Gesù, Vergine Maria, o Gesù, perdona le nostre colpe, preserva il sacerdote dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Prega per noi. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe e salva dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, presi dei figli di Eva. A te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Cari ascoltatori, ringrazio Radio Maria che ci dà oggi la gioia di non essere solo una piccola comunità orante, ma una famiglia allargata proprio in virtù della fede comune a tutti i radioascoltatori collegati con noi. In questa Santa Messa ricordiamo alla Madonna in un modo speciale tutte le intenzioni dei radioascoltatori e in particolare degli ammalati. La preghiera prosegue con la recita dei secondi vespri della solennità della Domenica delle Palme. Cristo fu percosso e schernito, Dio lo ha innalzato alla sua destra. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a scavello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza. Tra santi splendori dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra. Annienterà il re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora, e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Cristo fu percosso e schernito, Dio ha innalzato la sua destra. Purificati dal sangue di Cristo, serviamo il Dio vivente. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia.
perché i popoli dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole. Gli idoli delle genti sono argento ed oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono. Hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suono. Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in esso confida. Israele confida nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Confida nel Signore la casa di Aronne, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Confida nel Signore chiunque lo teme, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Il Signore si ricorda di noi e ci benedice, benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aronne. Il Signore benedice quelli che lo temono, benedice i piccoli e i grandi. Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli. Siate benedetti dal Signore, che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba. Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore, ora e sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Purificati dal sangue di Cristo, serviamo il Dio vivente. Sul legno della croce Cristo ha portato le nostre colpe, perché morti al peccato viviamo per la giustizia. Cristo patì per noi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccati e non si trovò inganno nella sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sul legno della croce Cristo ha portato le nostre colpe, perché morti al peccato viviamo per la giustizia. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami e tutta l'Assemblea. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mio ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono la labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama.
Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro: Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E ricevuto un calice, rese grazie e disse: Prendetelo e fatelo passare tra di voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: Questo è il mio corpo, che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato fece lo stesso con il calice dicendo: Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse: I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così. Ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me. Perché?
perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. E Pietro le disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. Gli rispose: Pietro, io ti dico, oggi il gallo canterà prima che tu per 3 volte mi abbia negato di conoscermi. Poi disse loro: quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi ho forse mancato qualcosa? Risposero: Nulla. Ma ora... Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca, chi non ha una spada, venda il mantello e ne compri un'altra, perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della Scrittura, che fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento. Ed essi dissero: Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse: basta. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa 1 tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza, e disse loro: perché? Perché dormite? Alzatevi, pregate per non entrare in tentazione. Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù le disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del Tempio e anziani: come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo: o donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: o uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro insisteva: in verità anche questi era con lui, infatti è Galileo. Ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici.
E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano: fa il profeta, chi è che ti ha colpito? E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, coi capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero: se tu sei il Cristo, dillo a noi. Rispose loro: anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti dissero: tu dunque sei il Figlio di Dio? Ed egli rispose loro: voi stessi dite che io lo sono. E quelli dissero: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca. Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo Re. Pilato allora lo interrogò: sei tu il Re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. Ma essi insistevano dicendo: costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo, e saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode. Infatti ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà. Ma essi si misero a gridare tutti insieme: togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba. Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù, ma essi urlavano: crocifiggilo! Crocifiggilo! Ed egli per la terza volta disse loro: ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso.
e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita e rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le stelli, i grembi che non hanno generato, i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà nel legno secco? Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri 2 che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, sei lui, il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: sei tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E detto questo, spirò ginocchio. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato.
Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Parola del Signore. Momento di silenzio, penso, così per vedere quello che ci detta il cuore, perché effettivamente sono momenti di altissima commozione e corrispondono a una realtà storica, non ha mica scherzato il Signore. E qui la Chiesa stessa suggerisce di fare la professione di fede. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, testimone dell'amore di Cristo, perché possa indirizzare parole di speranza alle persone sfiduciate, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani che ricordano la loro giornata diocesana, perché da Cristo abbiano luce abbondante per le scelte della loro vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli ammalati e gli oppressi a causa della malattia, perché facciano esperienza della compagnia e della presenza dei loro cari, degli amici e delle persone di buona volontà, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui, riuniti attorno all'altare, perché il pane eucaristico sia il cibo che ci sostiene nel nostro cammino col Signore e accanto agli uomini e alle donne del nostro tempo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, che sempre hai accompagnato i passi del tuo Figlio nel suo pellegrinaggio terreno, aiuta anche noi, tuoi fedeli, ad affrontare le difficoltà che derivano dalla testimonianza dell'essere tuoi figli in questo mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua divina misericordia questo unico, mirabile sacrificio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a una ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza, e noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, è versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, noi osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Una grande beatitudine. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma dici soltanto una parola e io sarò salvato. Cari ascoltatori, ci raccogliamo con devozione per pregare la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Milici
Il Signore non è soltanto davanti a noi, è dentro di noi, è un privilegio unico, non c'è nessuna religione a possibilità di questo gusto di avere proprio il Signore dentro di noi. E allora che cosa si deve dire al Signore se non magnificare, diciamo, il suo santo nome? Alziamoci in piedi. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Di generazione in generazione la tua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di bene gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È scritto: ucciderò il pastore e il gregge sarà disperso. Ma risorto da morte vi precederò in Galilea, là mi vedrete, dice il Signore. Allora siamo alla fine di questa bella celebrazione. Ricordiamo che il Signore ha suggerito in questo momento cose semplici. Per esempio, ditemi: Gesù ti amo. Non è complicato, vero? Il tuo sangue puro e sano circoli nel mio organismo malato, il tuo corpo puro e sano trasformi il mio corpo malato, pulsi in me una vita sana e forte se è la tua volontà. Preghiamo. O Padre, che ci hai saziati coi tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere poi alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. E il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Cari ascoltatori, siamo giunti alla conclusione della Santa Messa nella solennità della Domenica delle Palme e della Passione del Signore nostro, anno C, dal Santuario San Giuseppe dei Missionari Comboniani in Padova. Ringraziamo Padre Provido Cozzoletto, rettore del Santuario, con tutta la comunità dei Padri Comboniani, Don Renato Tisotto, che ha presieduto la celebrazione, e il Maestro Tarcisio Nardo, che con tutta la comunità ha animato con gioia i canti. Da Mattia, Danilo ed Antonio dello Studio Mobile di Padova vi giungo un fraterno saluto con l'augurio di una buona serata, e da Padova, con il canto finale, la linea torna alla regia di Erba. L'amore del Signore è meraviglioso, l'amore del Signore è meraviglioso, l'amore del Signore è meraviglioso, grande l'amor di Dio, più in alto che nessuno può restare fuori, più in basso che nessuno
dal santuario San Giuseppe dei Missionari Comboniani di Padova abbiamo trasmesso il Rosario, i Vespri e la Santa Messa. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.